Sono arrivato a casa, l'ho incrociato nel cortile come tutte le mattine, noi ci salutiamo alzando semplicemente il braccio come si faceva una volta e, e niente, poi quella è stata l'ultima volta che l'ho visto. Mi è arrivata una chiamata mezz'ora dopo, penso, e da parte di mio papà che mi diceva che il nonno aveva fatto un incidente, ho corso più che potevo, sono arrivato qui per primo, sì, dei parenti, però mi hanno detto che insomma non c'era più nulla da fare. Quasi certamente è stato un malore all'origine del dramma che ha colpito Domenico Toffoli, ottantenne, alpino e agricoltore in pensione, che questa mattina era uscito di casa al volante della sua Opel verso le 9:45 per andare a comprare un pezzo di ricambio per il suo trattore. Ma a pochi metri da casa, in via Codalonga, a Godega di Sant'Urbano, si è sentito male. Ha urtato con la ruota contro un furgone Vito Mercedes e poi si è ribaltato, finendo la sua corsa contro la siepe di un'abitazione. Una persona ben voluta da tutti, grande lavoratore, amato e ancora attivo nella vita del paese e della comunità, che ha lasciato bellissimi ricordi in quanti lo hanno conosciuto. Era alpino, lui era sempre attivo sia nei campi, con noi giocava a carte, era allegro, simpatico, aveva sempre la battuta pronta, quindi ho un bellissimo ricordo di mio nonno. Mi ha insegnato tanto, soprattutto dei sani valori come sacrificio, stare sempre comunque in famiglia, uniti, quindi lo porterò sicuramente sempre con me. Domenico non aveva nessun problema di cuore, dicono i figli Paolo, Fabio e Gianni. Difficile dunque darsi delle spiegazioni. Vano è stato ogni tentativo da parte dei sanitari del SUEM 118, arrivati anche con l'elicottero decollato dall'ospedale Cafoncello di Treviso, di rianimarlo. Una di quelle persone proprio buone, no? Quando parliamo di persone buone che si dedicano agli altri, veramente una bella persona. Infatti quando ho saputo questa mattina dell'incidente, insomma, ne sono rimasta anche dispiaciuta conoscendolo personalmente. Domenico lascia la moglie Elide, i 3 figli e 6 nipoti: Andrea, Francesco, Leonardo, Alice, Christian e Lorenzo.